Su molte di queste immagini forse non è necessario spendere molte parole. Queste immagini, o perlomeno tutte le immagini, dovrebbero parlare da sole, senza bisogno di commento. Quindi io le affido alla vostra, al vostro amore per la vostra terra. Molte sono facilmente identificabili e sulla prima, su Saccargia, si potrebbe dire moltissimo. È forse la più bella chiesa che c'è in Sardegna, è anche la più nota, è anche la più visitata. Io ho voluto iniziare da questa chiesa e ho deciso di leggerne anche alcuni particolari, perché talvolta il visitatore è attratto dalla globalità del monumento, ma non si sofferma su alcuni particolari. Questa presenza di forti colori, si cominciano a vedere, ecco, alcuni bacini ceramici che, come loro sanno, rappresentano una delle caratteristiche più importanti. Si vede la tipica losanga pisana, ma direi che questi bacini monocromi e questo cromatismo fortissimo rappresenta forse anche un passo in avanti rispetto ad alcuni stilemi che noi ritroviamo a Pisa. La presenza della natura è sempre viva, e io qualche volta ho cercato di vedere non soltanto il monumento, ma ho cercato di vedere il monumento nell'ambiente in cui questo è stato realizzato. L'interno di Saccargia è interessante per vari motivi, anche perché c'è l'abside affrescato, e questa rappresenta una dei pochissimi casi in cui noi abbiamo affreschi e di questo valore all'interno di un tempio in Sardegna. Sant'Antioco di Bisarcio, non molto lontano da Saccargia. Come vedete, questo gioco cromatico si fa forte, drammatico. Sant'Antioco di Bisarcio era ed è un'altra chiesa di notevole importanza, e davvero ricordo il giorno in cui col professor Santoni abbiamo per la prima volta fotografato questa chiesa. Ecco, mi colpì questa coerenza tra il colore della basilica e il colore intorno, questo paesaggio sardo così aspro, così forte, ma anche così dolce. In Sant'Antioco di Bisarcio sono presenti forti elementi e pisani e provenzali. Si nota questa forte, drammatico cromatismo che rappresenta appunto uno degli aspetti singolari di questa già singolare esperienza architettonica e storica sarda. Qui siamo a Bulzi,
San Pietro delle Immagini. San Pietro delle Immagini perché, come vedremo tra poco, vi sono delle immagini molto interessanti sotto vari profili. La chiesa è per fortuna intatta, tranne la copertura del tetto naturalmente, che è stata rifatta in epoca recente, ma è mirabilmente conservata. Direi un altro aspetto singolare ed entusiasmante di queste chiese è vederle inserite in un ambiente pressoché immutate. Se chiudiamo gli occhi probabilmente potremmo immaginare di trovarsi davvero ancora nel Medioevo. Ecco un'altra riflessione: le chiese dei luoghi più sperduti, le chiese della campagna, forse più delle chiese che sono in grandi centri abitati, hanno conservato non soltanto la purezza originaria, ma anche questo mirabile spirito di coerenza tra l'ambiente circostante e le linee architettoniche. Ecco, si cominciano a vedere questi elementi che vedremo tra poco. Ecco, vi accennavo l'uomo che non ha avuto la rivelazione è l'uomo piccolo, brutto, e invece l'uomo che ha conosciuto Dio è un uomo che attraverso le grandi orecchie, ecco questo simbolismo un po' ingenuo ma molto significativo e forte, l'uomo grande, l'uomo bello, l'uomo importante, l'uomo che attraverso le braccia alzate in questo rapporto con Dio, che ascolta la parola di Dio, è l'uomo grande, l'uomo bello, l'uomo forte. San Pietro delle Immagini visto dalla parte absidale, loro sanno come quasi sempre l'abside fosse posto. L'abside era la parte più importante della chiesa. L'abside, questa rotondità, secondo una certa corrente di pensiero, rappresenta anche proprio la testa di Dio. Questa rotondità rappresenta una testa e quindi è la parte più importante anche dal punto di vista liturgico, e quindi guarda verso oriente, laddove sorge il sole in questa rappresentazione medievale, che è la forza, la luce e quindi in qualche modo la presenza di Dio, mentre la facciata era per il popolo, e quindi l'abside verso oriente e la facciata normalmente verso occidente. Questa talvolta addirittura la facciata, come a Porto Torres, non c'è, ci sono due absidi, come del resto a San Piero, che tutti noi conosciamo, tra Pisa e Livorno. Questa è sempre l'abside di Bulzi, San Pietro delle Immagini. Alcuni particolari molto, molto raffinati, a conferma che si tratta di un'architettura non grossolana, non frettolosa, ma di un'architettura ricca, curata, direi amata. E qui si sta scendendo lentamente, siamo a Bosa, San Pietro di Bosa, una chiesa splendida. Loro noteranno anche qui un elemento cromatico forte, qui domina il rosa più cupo o più leggero e leggiadro man mano che si sale verso l'alto. Queste colonnine ofitiche della facciata sono estremamente leggere e leggiadre, una carattere architettonico che troveremo sia pure reinterpretato anche in alcune chiese di Pisa. Vedremo anche tra poco questo splendido architrave che ha dei bassorilievi veramente splendidi. Eccoli alcuni dei particolari di questo bassorilievo.
l'albero della vita, in questi capitelli sono presenti questi animali di questo bestiario medievale così ricco, così misterioso. Vedete che da vicino questo cromatismo emerge, ha un valore proprio. Certamente gli architetti di allora usavano la pietra che era più disponibile, ma usavano questo colore proprio per delle finalità ben precise. Nel Medioevo non si faceva, come loro sanno, niente a caso, ogni minimo particolare aveva un suo significato. Ecco ancora San Pietro di Bosa con le chiavi. E vediamo ancora l'abside di San Pietro, sempre la parte più importante della chiesa, e anche qui il cromatismo giocato ad alleggerire, un cromatismo più chiaro o pietre più chiare o pietre più scure, sempre su scalature di colore, in questo caso giocate sul rosso. Questi sono ancora alcuni particolari della facciata di Bosa, molto ricca, anche se semplice. Questo particolare intatto, ecco, dicevo che queste chiese un po' periferiche dei piccoli centri non sono state rimaneggiate, restaurate, ritoccate, come magari è capitato in alcuni grossi città, e quindi hanno mantenuto intatti il loro sapore. Ecco, direi questo animale rappresenta proprio, anche con le sue scalfitture, con le sue rugosità, proprio il tempo, e quindi ci è giunto intatto dal Medioevo. Questa è Nostra Signora de Cabo Abbas a Torralba. È una chiesa che si raggiunge con una certa difficoltà, bisogna quasi arrampicarsi in una zona dove sono degli splendidi nuraghi che loro conoscono. Certamente è una chiesa tra quelle semplici, non certamente tra le grandi cattedrali, ma di grande sapore, non si può non rimanere colpiti e commossi. Ecco, ricordo che la raggiunsi con una certa difficoltà, il professor Santoni e il professor Gucci attendevano nella strada, io mi arrampicai, fu un po' avventurosa, ma credo ne valesse la pena. Qui ci sono delle cose che vedremo poi in dettaglio. C'è questo particolare è un particolare arcaico, ecco, a conferma di questo legame anche tra un passato più lontano. E ecco, a questo proposito non ho voluto tediarli troppo, ma se avranno la pazienza di leggere anche i testi che fanno corona al libro, i rapporti tra Pisa e la Sardegna non nascono soltanto dopo il 1000, ma nascono molto prima. Ci sono tante testimonianze che indicano rapporti forti, intensi, anche prima che cominciasse questa costruzione, che data naturalmente da quando Pisa prese un contatto ed ebbe un rapporto stabile con la Sardegna, ma i Dromones pisani, tanti mercanti e tanti viaggiatori avevano già prima del 1000 intessuto forti rapporti con l'isola. Qui siamo a San Giovanni Battista a Orotelli. Anche qui il cromatismo è una facciata, anche se non tra le più esaltanti, ma è interessante per il recupero e la rivisitazione, la riproposizione. Ecco, un'altra cosa, molte delle caratteristiche architettoniche pisane si ritrovano negli stilemi sardi.
ma conferma che non si trattò di una copia pedissequa né di un rapporto di mera traslazione o di costrizione in qualche modo di modelli. Talvolta ci sono degli alleggerimenti o delle rivisitazioni o addirittura delle riproposizioni in chiave anche in qualche modo originale. Qui sono dei particolari, il cromatismo originario e il tempo hanno dato a certi particolari della facciata davvero il senso, il colore e il sapore di una delicata tavolozza. E anche qui cambiano i colori, proprio in questo delizioso e delicato cromatismo. Qui siamo a San Michele di Salvenero, e la facciata è molto semplice, però anche qui l'architetto o comunque il costruttore ha voluto nella riproposizione di modelli pisani riprendere questo bicromismo del bianco e del nero ben noto nell'architettura pisana. Ecco, quando loro sono nel Duomo di Pisa vedono il trionfo anche di questo bicromismo, ma che è stato ecco, reinterpretato per esempio soltanto nelle fasce laterali, ecco, e questo a conferma di quanto accennavo qualche momento fa della riproposizione ma anche delle originalità dei modelli. Questo è l'abside, anch'esso posto ad oriente, imponente, importante, con questa forte presenza di fasce bianche e nere. Qui siamo a San Nicola di Trulles a Semestene, spero che così sia, Semestene, non ne indovino una, vi ringrazio. Per ora sono a -2, sarà dura. E qui c'è questo compatto, direi che ecco, mi apparve quando lo vidi per la prima volta proprio come un compatto blocco lapideo, è di impronta camaldolese, e qui si notano e si noteranno anche dopo i bacini ceramici. Loro sanno come i bacini ceramici rappresentano proprio un'impronta digitale, un segno distintivo importante dell'architettura medievale pisana. Questa è una chiesa molto semplice, sperduta nella splendida campagna, nell'arida forte campagna sarda, ma direi che anche in questa semplicità ci sono dei pregevolissimi elementi architettonici. La chiesa mi è apparsa così in mezzo a un prato fiorito, e questo a conferma sempre di questo legame molto bello, molto intimo tra la natura e l'architettura. Qui stiamo scendendo, se ricordo bene, ancora un pochino più a sud, siamo a San Lorenzo a Silanus, questa chiesa vicino a un famoso nuraghe. Questa chiesa è interessante anche perché proprio poco davanti alla facciata, non appare in queste immagini, ci sono dei betili, sono delle strutture molto antiche, che a conferma proprio del desiderio anche di chi ha costruito queste chiese, ancorché in posti molto sperduti, ma di dargli anche delle presenze importanti e forse magiche di tipo precristiano. Nella facciata di San Lorenzo a Silanus ci sono queste immagini forti che credo raccontino la Sardegna aspra e forte, meglio di tante considerazioni. Richiamano anche delle maschere che abbiamo visto precedentemente in quel bel filmato che è stato proiettato nei televisori.
capitelli, un pluviale zoomorfo, e ripeto, io sono stato colpito proprio da questa presenza di elementi molto raffinati, perché se pensiamo all'importanza di questa chiesa molto piccola, senza grossi centri abitati intorno, ecco, questa raffinatezza nel dare anche a un pluviale queste caratteristiche credo che la dica lunga proprio sull'importanza di queste opere. Questa è l'abside. Ancora la stessa chiesa inserita in questo, ecco, credo che nel Medioevo il paesaggio non sia stato molto diverso, e questa forse, ripeto, è una delle cose più belle. Alcuni particolari ancora della facciata, i capitelli sono delicati, sono raffinati. Ancora alcuni particolari di bacini ceramici, ecco, mentre quelli che noi vediamo a Pisa spesso sono stati staccati e portati nei musei, e quelli che noi vediamo nelle facciate sono delle ricostruzioni o delle copie. Ecco, qui abbiamo, e questo ripeto è particolarmente interessante, dei bacini ceramici assolutamente originali. La stessa chiesa, campaniletto a vela, tipico di queste, soprattutto delle chiese più piccole, semplice ma molto bello. E qui siamo a Ottana, a San Nicola. Anche qui i caratteri pisani sono evidentissimi, la classica losanga pisana, i bacini ceramici, le arcate, tutto direi parla di Pisa, ma anche in questo caso l'effetto cromatico è singolare. A seconda della luce questa facciata appare ora sul bruno, ma è anche in realtà caratterizzata da inserzioni rossastre e verdastre che cangiano a seconda appunto dell'incidenza della luce. Forse sarebbe piaciuta anche a Manet questa facciata. La stessa facciata di Ottana attraverso i fiori della Sardegna. E qui gli amici campus si rallegreranno perché siamo al Duomo Nero ad Ardara. Qui emerge la forza, e direi in questo pur aspetto monocromatico c'è appunto una grande forza e una grande leggerezza di questa bellissima chiesa, molto importante. Ho fatto qualche fatica, per chi la conosce, per nascondere una cosa molto brutta che sta in questa zona, che spero che prima o poi sarà tolta, un orribile orologio che ho cercato e ci sono riuscito di nascondere. Altri particolari qui, il rischio di pesantezza che poteva venire fuori da questo nero forte di questa trachite è stato alleggerito con questi commenti bianchi che senz'altro determinano un effetto molto 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 gradevole. Lo desiderano, altre immagini sono nel volume, e io desidero allora concludere ringraziandovi per questa occasione che mi avete dato, non soltanto di parlare di cose che amo, ma soprattutto per avermi consentito di conoscere tante persone che mi hanno ricordato questo bellissimo incontro con la Sardegna. Vi ringrazio molto.
vorrei proprio a testimonianza e per significare la mia gioia fare omaggio al Presidente del volume. Bravo. No, non andate via.